Manovre azzardate, sorpassi pericolosi fra le auto. 5 giovani in sella alle loro moto si sono resi protagonisti di una lunga serie di violazioni della strada, mettendo a rischio pedoni e ciclisti. È accaduto sabato scorso nel cuore di Vittorio Veneto. Ad intercettare gli spericolati motociclisti una pattuglia automontata della polizia locale di Vittorio Veneto che li ha intercettati in Viale della Vittoria. Ai ragazzi è stato intimato l'ALT, ma per nulla intimoriti si sono dati alla fuga. Hanno attraversato a folle velocità strade, vie, attraversamenti pedonali, incuranti della sicurezza degli utenti della strada in presenza del traffico dell'ora di punta. Uno solo dei centauri si è fermato, gli altri hanno continuato la corsa. La polizia locale li ha cercati fino a raggiungerli in Viale Verizzera, ma nonostante gli agenti avessero azionato lampeggianti e sirene, i 4 ragazzi hanno continuato la fuga. La pattuglia, dopo averli inseguito lungo Viale Matteotti e via Sant'Antonio da Padova, visto l'aumento della velocità di marcia e la chiara intenzione dei conducenti dei motocicli a resistere ai pubblici ufficiali, desisteva per motivi di sicurezza. Immediatamente sono scattate le indagini in una zona, fra l'altro, dove non mancano di certo le telecamere di videosorveglianza. È bastato poco alla polizia locale per arrivare ai motociclisti. Si tratta di 2 diciottenni e altrettanti 17enni residenti nei comuni del Vitoriese. Nei loro confronti, oltre alle varie violazioni al codice della strada derivanti dalle manovre spericolate, saranno segnalati all'autorità giudiziaria per resistenza pubblico ufficiale. Lo sconcerto della sindaca Mirella Bagliana. Sempre più spesso si ripetono questi episodi in cui dei ragazzi giovani hanno poca considerazione a quelli che sono i richiami che arrivano dalle polizie o anche dai carabinieri, e qui c'è fare un lavoro di recupero di quello che è il rispetto nei confronti delle forze dell'ordine.